Abbiamo un terroir unico, abbiamo un terroir che sposa perfettamente le necessità del vitigno Glera, quindi queste erano le cose da raccontare, che il vitigno Glera può dare il meglio, il massimo di sé, soltanto se il terroir, in termini di climi, in termini di suoli, in termini di tradizioni, in termini anche di tecniche di gestione del vigneto, sa dare il meglio di se stesso, se il terroir corrisponde a quelle che sono le aspettative del vitigno, ecco, diciamo così. Quindi oggi il mio compito era proprio quello di spiegare intanto le differenze fra le tre denominazioni, o meglio che esistono tre denominazioni, e poi mettere in evidenza quali sono i valori del nostro Conegliano Valdobbiadene che risiedono tutti sul terroir. Questo terroir che non si può esportare, questo terroir così unico, composto da 9 diverse tipologie di suoli, un puzzle di microclimi, dove il Glera dà delle espressioni organolettiche diverse e non, ripeto, non trasferibili. Il valore, direttore, di una delegazione del genere che arriva qui nel nostro territorio, vocato al Prosecco DOCG superiore, qual è? Rapporti, uno storytelling importante, insomma, nomi davvero di peso tra i giornalisti, oltre che l'ambasciatore. Sì, certo, è stata una grande, un'ottima opportunità e quindi a questo riguardo dobbiamo anche ringraziare l'azienda Astoria che ha ospitato, che sta ospitando questa delegazione di oltre 50 tra giornalisti, responsabili di televisioni, quindi sono tutti per noi ambasciatori, ma soprattutto noi volevamo far conoscere a queste persone che cos'è il Conegliano Valdobbiadene e siamo sicuri che questo avrà poi un ritorno. Possono essere anche esperti di marketing, possono essere esperti di finanza, possono anche essere in discipline diverse rispetto a quello a cui siamo abituati noi, però certamente sono tutte quante opportunità e oggi in modo particolare per farci conoscere. Abbiamo poi conosciuto l'ambasciatore, persona assolutamente disponibile, interessata, col quale abbiamo così intrapreso un percorso, speriamo che possa dare dei frutti anche verso la fine dell'anno. E poi c'è il fatto che insieme si va più lontani. Prosecco di OCG può essere davvero traino per tutto l'agroalimentare made in Italy. Beh, se per agroalimentare Made in Italy consideriamo le eccellenze, insomma, credo che non ci sia un argomento che contrario al ritenere che il Conegliano Valdobbiadene, per tutto quanto abbiamo appena detto adesso, sia veramente un Made in Italy. Noi stiamo cercando in questi anni di fare una promozione, si dice adesso, sartoriale, quindi andare veramente a parlare con le persone che possono poi essere nostri portavoce. Quindi è questo forse che sta dando dei risultati, questo risultato anche che abbiamo ottenuto quest'anno in termini di vendite, penso sia proprio questo cercare gli interlocutori più adatti e dare a loro le spiegazioni anche scientifiche a volte di queste differenze, di questi valori del nostro Conegliano Valdobbiadene. Il tour della denominazione ha voluto portare questi giornalisti a toccare con mano sia il territorio UNESCO, ma nello specifico una forma di viticoltura definita molto spesso eroica. Qual è il messaggio principale o comunque c'è un messaggio in particolare che il consorzio vuole trasmettere alla stampa internazionale con esperienze direttamente sul campo come questa? Vorremmo far vedere la nostra viticoltura eroica, vogliamo fargli vedere oggi pomeriggio parte di questi 4.700 chilometri di ciglioni scavati a mano nell'arco di 100 anni e fargli capire che è una viticoltura che va protetta, è una viticoltura fragile, sempre più minacciata anche dal cambiamento climatico, ma è una viticoltura unica con un prodotto unico che nasce soprattutto dalla fatica dell'uomo, a cui poi oggi noi stiamo ottenendo i risultati.